Fatti Food, una nuova puntata, siamo sempre nello splendore di una Calabria unica, secondo me, originale in tutte le sue forme, tra le bellezze del mare, le bellezze della natura incontaminata, bellezze architettoniche di ogni genere. E poi c'è questa Pietrapaola Mare che oggi voglio raccontarvi insieme ad un'amica, Manuela. Grazie Ciao, per essere con me, grazie Manuela. a voi. Manuela, come mai ti trovi proprio qui a Pietrapaola? Perché mio nonno, decidendo di tornare, di scendere quindi giù dal paese che si trovava su in montagna, decide di scendere e di creare, diciamo, di inventarsi un'attività che poi è diventato un ristorante, un albergo, dove andremo poi più tardi prima che ad attività assaggiare. aveva Mio creato? nonno era un commerciante prevalentemente, era sceso, ha deciso di acquistare una licenza per affittacamere e poi successivamente trasformare l'affittacamere in un ristorante, in un albergo. Questo perché ha scoperto che questa parte, questo litorale ionico, era particolarmente frequentato da molti turisti, più delle altre zone. Tant'è vero che Pietrapaola intorno agli anni 70, 80, anche successivamente, è stato effettivamente centro di un grosso afflusso turistico, che ha apprezzato, insomma, questa zona per tanti motivi. Poi in realtà vuoi un po' per la cucina, vuoi un po' per l'accoglienza, che in Calabria si sa, a parte qui, insomma, è riscontrata un po'. Ecco, ovunque. parliamo proprio di cucina. Sì. I turisti che arrivano qui a Pietrapaola o anche la gente del posto, cosa preferisce mangiare a tavola? Allora, prevalentemente sicuramente il pesce, trattandosi di un posto di mare, lo apprezza maggiormente. Sono tanti ovviamente poi i piatti che si possono degustare in questa zona, pur non avendo un piatto proprio tipico. In realtà siamo più bravi probabilmente nella cucina di pesce, anche se si può apprezzare anche della buona carne, perché poi non siamo così distanti dalla montagna. Manuela, parlami un po' di tuo nonno. Ho visto che prima, quando hai toccato l'argomento famiglia, nonno, ti sei anche un po' emozionata. Mio nonno era una persona molto importante, probabilmente lo definisco anche un punto di riferimento e di esempio più che altro, perché nonno non c'è più. Mio nonno è un uomo che da niente si è fatto, come si suol dire, nel senso che ha investito tantissimo su se stesso, ha creduto in un futuro, ha creduto in quello che nella realizzazione del suo futuro, di un progetto. Effettivamente lui era un uomo appartenente a una famiglia molto umile e ha deciso di scendere giù, di creare questa attività, questa struttura, e gli è riuscita anche bene, sicuramente un po' per le sue capacità, un po' anche perché era un periodo storico favorevole. Mio nonno è anche stato per tanto tempo sindaco di questo paese, ha investito tantissimo anche nel territorio, ha permesso, diciamo, la discesa dalla montagna verso il mare, perché era un uomo effettivamente che aveva una visione di un futuro e l'ha realizzata. Secondo te cosa manca ancora a Pietrapaola per essere un paese veramente al top? Al top. Questa è una domanda un po' difficile, forse perché io l'amo esattamente così com'è. Mi piace l'idea che non sia un paese divenuto, diciamo, un agglomerato di case o piuttosto un agglomerato industriale. Lo amo perché è un paese che è rimasto, che ha preservato le bellezze territoriali del paesaggio, che non si sia, tra virgolette, urbanizzato, che è un piccolo, come posso dire, paradiso, se così si può definire, anche se poi sono tante le cose che in un paesino così possono, diciamo, apparentemente possono sembrare di mancare, però perché io lo amo e perché penso che non manchi niente, perché quando si viene, secondo me, in vacanza si cerca di staccare dal tram tram, dallo stress che si trova nei grandi centri urbani e recarsi in posti che tutto questo non lo vivono, anche se poi secondo me dire che un posto non è industrializzato non vuol dire che manca di servizi, perché i servizi li ha anche se non siamo in un grosso centro urbano, quindi io alla tua domanda no, secondo me non manca niente, è perfetto così com'è. Allora venite a visitare Pietrapaola, ma soprattutto andiamo dal nostro caro amico Nicola che ci sta aspettando. Andiamo. E vediamo cosa ha preparato di buono nella puntata di oggi. Va bene. Andiamo.
la preparazione che andiamo a fare oggi è intanto un antipasto fatto con delle cozze. Dopo 20 anni un noto imprenditore della zona ha preferito mettere a punto le acque dei laghi di Sibari e cercare di far crescere un impianto nuovo per quanto riguarda i frutti di mare. Andiamo a farci un antipastino, una classica zuppa di cozze con dei crostini cotti al forno e con l'aggiunta di una cubettata di patate, macchiati tutte con pomodorino e basilico. Andiamo per prima cosa ad aprire, a sgusciare, a far aprire i frutti di mare, in questo caso le cozze. Pochi minuti. Intanto che le cozze vanno avanti, andiamo a tritare un po' di aglio. Eccolo qui, aggiungiamo una punta di peperoncino, dell'olio extravergine d'oliva e ora andiamo a fare imbiondire il tutto. Ecco che le cozze sono quasi pronte. Andiamo ad aggiungere 2 pomodorini, classico ciliegino, un po' di sale, una punta di pepe nero, andiamo a sgusciare direttamente. Eccole qui, le cozze dolci allevate nei laghi di Sibari dopo tanti e tanti anni, e a breve ci daranno anche la vongola verace che è sempre esistita. Ora 2 minuti del vino bianco, diamo un po' di gusto e di freschezza con un po' di basilico, così a crudo, spezzettato a crudo. Fatto questa basettina con la cozza dolce di Sibari, adesso andiamo ad aggiungere un po' di datolata di patate di qualità Adria della Sila, della nostra Sila. Aspettiamo che si addensi un attimino. Ecco, ora andiamo ad impiattare, prendiamo qualche crostino di pane cotto al forno, tostato, va bene così, ecco qui. E andiamo a impiattare questa zuppetta, andiamo a guarnire e metteremo 2 foglie di basilico e per ricordare il piatto ancora di più solo con l'aroma, con il profumo, andiamo a posizionare dell'origano, non il gusto ma solo per l'estetica il profumo. Eccolo qui. Beh, dopo una bellissima passeggiata, Manuela, ti ringrazio per averci fatto scoprire ancora meglio Pietrapaola Mare. Tommaso, appuntamento fisso, noi sempre a tavola, noi ci troviamo poi, no, a raccontare sapori, profumi, odori della nostra cara terra, abbinando sempre al cibo buono un buon vino. E lo faremo anche oggi. Anche oggi, grazie dell'invito, è un posto stupendo, assolutamente anche un'accoglienza molto particolare. Infatti sì, grazie a Manuela e alla sua famiglia che ci hanno ospitato oggi in questa bellissima realtà qui a Pietrapaola Mare. Ma Manuela, partiamo proprio da questo, cioè voi i vostri clienti come li prendete per la gola? Possiamo dire che prediligiamo da sempre tutto ciò che appartiene al territorio, quindi dei prodotti che sono prevalentemente a chilometro zero. Questo vale tanto per il pescato quanto per comunque gli ortaggi, la frutta, quindi evitiamo di acquistare comunque prodotti che derivano, sono di importazione, e questo ovviamente si ripercuote probabilmente sulla qualità anche del cibo. E quindi effettivamente possiamo dire che loro ci scelgono quasi sempre per questa ragione. Quindi oggi è una puntata a base di pesce, da quello che ho capito. È un valore aggiunto, Giuseppe, Manuela, e credo che l'utilizzo degli ingredienti del territorio e soprattutto l'abbinamento ai vini del territorio faccia proprio emergere, no, da un punto di vista di territorialità proprio il meglio che c'è in questa lingua di terra.
E allora con i piatti oggi che arriveranno su questa tavola voglio capire l'abbinamento che hai scelto. Sicuramente andiamo sui vini freschi, il pesce si abbina benissimo a questi vini a temperatura ovviamente più fredda, ovvero un bianco e un rosato, e iniziamo proprio da un bianco aromatico, proprio per la particolarità di questi in questo caso molluschi, queste cozze, che mi pare insomma aver capito hanno una provenienza particolarissima. Beh, ma a questo punto scusatemi, ma Nicola dove sta? Lo chef, dove sta lo chef? Scusatemi, cioè vedo questi colori, questo piatto così bello, mi viene voglia proprio, ecco, di fare una zuppata così bella. Allora, ma Nicola non c'è, dove sta il mio amico Nicola? Nicola! Buongiorno e buon appetito a Ma tutti. che cosa di buono hai preparato, Nicola? Mamma mia, cioè, con questi sapori, raccontaci un po' questo piatto. Abbiamo giusto voluto fare una preparazione molto umile e leggera, in quanto queste cozze, come ho appena preso dal dottore qui sommelier, che in qualche modo mancavano da molti anni. Queste cozze arrivano dalla Marina di Sibere, dei laghi, quindi laghi, acqua dolce, non salata, Quindi non abbiamo le mare. cozze in Calabria. Quindi in Calabria dopo molti anni hanno riprodotto di nuovo un po' di filare, quindi un noto allevamento, è partito avanti con tutto quello che c'è dietro, ha reso le acque possibili per questo tipo di allevamento, quindi per i frutti di mare, e hanno incominciato con queste cozze. Mamma che Come buono. potete notare, è una cozza dolce che lo chef, la cucina, chi è dietro, i cuochi dei rifornelli, ha dovuto aggiungere un po' di sale, contrariamente ai frutti di mare che il sale ce l'hanno fin troppo perché vivono in acqua di mare. Questo invece, torno a ripetere, è la cozza dolce dei laghi di Sibere, e penso sia abbinata al pomodorino, al basilico, a questi leggeri profumi, che non può che fare la differenza e dire che è un buon piatto, anche se parliamo di semplici cozze, ma che poi semplici non sono, in quanto sono dei frutti di mare eccezionali, prodotti qui nella nostra zona. Nella semplicità c'è il meglio certe volte, in questo caso davvero eccezionale. Credo che l'abbinamento azzeccatissimo, abbiamo abbinato un greco bianco barricato di un anno, quindi ecco questa forte aromaticità che si abbina armonicamente proprio con questa dolcezza, con questa eleganza e raffinatezza, quindi questi profumi che vanno anche sullo speziato, sulla frutta candita, floreali e non troppo, e poi in bocca abbiamo sicuramente un equilibrio utile a sopportare un po' questa dolcezza. Ecco, e intanto che voi completate di degustare questo semplicissimo piatto, ma spero buono, io mi dirigo dietro i fornelli in cucina per affrontarvi il primo, quello che sarà il primo. Ti aspettiamo. Grazie Nicola. Andiamo, grazie. Prego. Il primo che andremo a proporre è un primo fatto con la rana pescatrice. Come potete vedere, pesce vivo, l'abbiamo già pulito, e questo che vediamo qui davanti è il filetto di una bella pescatrice molto più grande che abbiamo in precedenza pulito e sfilettato, pronto per la preparazione. Procediamo con l'abbiamo già sfilettata prima, procediamo ora, eccola qui, bianca, pulita, ossigenata. Procediamo con il taglio per fare la preparazione del primo. Più precisamente faremo dei paccheri. In maniera tranquilla andiamo a cubettarla. Abbiamo posizionato nella nostra pentolina il filetto di pescatrice, andiamo a scottarla per evitare che si sfaldi, non per la cottura. Ecco qui, partiamo con la preparazione di questo primo, dei pacchi con la pescatrice. Andiamo a posizionare un po' di aglio in padella, una punta di peperoncino nella nostra cucina. Andiamo ad aggiungere un gusto molto vivo di scorzettina di limone,
A questo punto impiegheremo pochi minuti per la cottura di questa base per la pescatrice. Lasciamo in cottura. È il momento di aggiungere la nostra pescatrice. Andiamo a sfumare con del vino, in questo caso. Aspettiamo che evapori un po', e intanto che questo brodetto qui si ritiri. Ottimo. La cottura sta andando avanti. Il prezzemolo, che dà sempre un tocco di gusto importante. A questo punto sarebbe quasi pronto, se non fosse che dobbiamo leggermente macchiarli. Correggiamo ancora un po' l'olio d'oliva extravergine, che sembra un grande prodotto, e va aggiunto in maniera parsimoniosa ma con diligenza pure, perché dà sempre gusto. Ecco qui. Completiamo la preparazione di questo grande primo con ultimare la cottura dei paccheri direttamente nell'intincolo di questa bella pescatrice. Ormai si vede che il piatto è pronto, la pescatrice è rimasta integra, i pezzi sbollentati con la tecnica giusta. Assaggeremo questo pezzettino e poi andremo a impiattare. Non può che essere eccezionale. Eccolo qui, stacchiamo i fuochi, il piatto è quasi pronto, tempo di impiattare. Bene Tommaso, quindi continuiamo questo excursus in questa puntata. Ti è piaciuta Pietrapaola Mare? Sei stato qui altre volte? Sì, sono passato spesso dalla statale, insomma, tra Cariati e Rossano, sicuramente insomma un posto meraviglioso, e questa apertura insomma della costa, grazie. E incide tantissimo anche questo clima su quelli che sono i prodotti, insomma, anche di questo territorio. Ecco, adesso abbiamo anche i paccheri. Ma dove è finito Nicola? Nicola pensa solo ai suoi clienti, ci ha abbandonato a noi qua. Manuela, lui è vero, cura, adesso lo chiamiamo immediatamente, così ci spiega. Visto Nicola va a tutti i tavoli, spiega il sì, piatto, racconta il territorio. Qui. Nicola, ci avevi abbandonato. Spero che la mia presenza sia gradita. Io vengo solamente per disturbarvi un attimino ed in qualche modo decantare questo piatto, che penso sia un piatto beato, perché è un piatto tranquillo fatto con pesce di qua. Parliamo di pescatrice pescata qui vicino, qui proprio fra Cariati e Mirto e Rossano, dai grandi amici pescatori. Pesce bianco, dove naturalmente il pomodorino, il basilico, una punta di peperoncino che non può mancare in terra nostra di Calabria. Penso che sia un piatto completo, è un piatto quantomeno che si può gustare senza troppi impegni dal punto di vista delle nostre papille, perché è tranquillo, è beato e non è alterato con gusti strani. Nicola, tu invece che vino abbineresti a questo piatto? Ma io, visto che c'è un noto professionista, io penso che la tradizione del vino bianco sia senza dubbio, poi per chi più di me sa, però io ho visto più volte negli anni anche avvicinare a questi piatti di pesce del buon rosato. Sì. Del buon rosato. Lo confermi Tommaso, per chi ci segue soprattutto. Condivido, perché ecco, la linea della cucina di Nicola è sicuramente una linea molto raffinata, morbida, davvero accogliente anche nel gusto. E il nostro rosato, il rosato da Gaglioppo di questo territorio, è sicuramente un rosato abbastanza più avvolgente, un palato più fino, un palato più morbido, mentre lì avevamo 13 gradi e mezzo prima, con un greco bianco barricato, vendemmia 2017. Io direi un vino d'annata. No, un rosato. Non continuiamo quindi a pasteggiare con questo vino, no? Assolutamente no, sta benissimo un rosato d'annata, un rosato molto meno fruttato, più delicato.
Quindi consiglierei questo gaglioppo del nostro territorio. Ovviamente ultima annata, vendemmia 2018, con una gradazione alcolica inferiore, che con questa pescatrice del territorio è sicuramente Manuele Di Casa, ideale. lei chiedo dopo un'altra cosa. Invece a Tommaso vorrei chiedere, Tommaso, un voto a questo piatto, tanto non ci sente nessuno adesso. Un voto è un po' difficile perché credo che così come un padre non può dare un voto più basso o più alto ai suoi figli, anche un critico enogastronomico non può dire cos'è meglio o peggio, quindi sicuramente è un piatto che da un punto di vista di qualità, devo dire soprattutto per gli ingredienti utilizzati e per l'armonia che si trova tra di essi, percepibili tutti anche finemente, è incommensurabile come giudizio. Come è preciso il nostro Tommaso, lui che è un gastronomo d'eccellenza e a parte sommelier, quindi io ogni tanto mi piace stuzzicarlo, no? Perché poi lui è molto critico. Nicola, tu accetteresti un consiglio, se magari qualcosa, un suggerimento? A parte i consigli, ma sono Sei proprio contento che, per quanto io non sia proprio legatissimo al mondo del vino, io sono un grande amatore anche della buona birra, però se il nostro sommelier ha decantato anche questo vino per il pesce, con il pesce, io sono più che contento, perché da anni si pensava solo al vino bianco abbinato alle pietanze a base di pesce. Quindi io penso che un buon pesce tipo questo, la pescatrice, che è un pesce, come torno a dire, tranquillo e beato, buono da gustare, pescato da noi. Non potrebbe essere meglio che, e il buon vino che Cagliari, il nostro sommelier ci ha consigliato. Io penso che sono soddisfatto non tanto per la preparazione, non tanto per il vino, ma per il fatto che poi possiate gustare questo piatto così, penso io, sufficientemente preparato alla maniera adeguatamente giusta per dire che il piatto è semplice ma gustoso. È semplice e gustoso, richiamiamo, Manuele, che cosa? La nostra tradizione. I clienti Assolutamente. quanto amano la semplicità, i profumi di un territorio. Tantissimo, penso che il cliente che ama davvero la cucina, la buona cucina, preferisce sempre, quasi sempre, un piatto semplice e poco strutturato, perché dà la possibilità ovviamente poi di apprezzare i sapori, la qualità del cibo che non è nascosto da altri ingredienti. Esattamente. Ecco, anche la dose del piccante è una dose molto equilibrata, devo dire che Non con questo eccessiva, vino non eccessiva, appunto, esatto, giusto. è davvero misurata. Vero. Allora, viva la sincerità, viva la semplicità, viva le cose fatte con bontà, con gusto, ma soprattutto il cibo sano, pulito, giusto. Beh, a questo punto, circondati dal mare, circondati da un'ottima cucina, Manuela, cosa ci manca ancora per dire ai turisti e a tutti coloro che vogliono venire a Pietrapaola di affrettarsi a venire? Non ci manca assolutamente niente, mancano loro probabilmente. Noi siamo qui che li attendiamo per fargli assaggiare la nostra cucina, per offrirgli ovviamente la nostra ospitalità, il nostro territorio, i servizi che il nostro territorio offre, quindi nient'altro. Quindi penso che abbiamo detto tutto quello che si poteva dire, abbiamo fatto vedere tutto quello che questo territorio offre e va bene così, secondo me. Allora vi aspettiamo con Fatti Food, ma soprattutto vi aspettiamo anche qui a Pietrapaola Mare.